Allora, cari amici, oggi è sabato 12 dicembre, sono le ore 19:40 e ci stiamo dirigendo nel centro storico di Portogruaro. Qui siamo in viale Matteotti, il traffico è molto fluido, c'è poco traffico come vedete, e adesso andremo a farci un giro nella cosiddetta Portogruaro by Night per vedere il movimento che c'è in centro storico. Quello lì ha tagliato la strada. Ecco, adesso siamo in via Bon e adesso poco più avanti qua svolteremo a sinistra per recarci nel centro storico attraverso Borgo San Giovanni. Qua c'è sempre l'isola spartitraffico fastidiosa. Sto qua che se prende la precedenza, che ecco qua andiamo via piano 20 km/h, bicicletta contromano, il classico, anzi due in bicicletta. Ma si può La gente qua occupa il centro della strada perché ormai è talmente abituata, no? Adesso è una zona a traffico limitato che la gente sta in centro qui a Borgo San Giovanni. Qua ci fermiamo. 10 km/h, siamo in prima. I signori qua dovrebbero camminare sulla destra, invece vanno a sinistra. Ah, ma sono dei venditori ambulanti. Vabbè. Sì, dal via Spalti si può venire su qua in Corso Martiri della Libertà. Qua non si trova biciclette contromano, classico. Siamo a Portogruaro. Parcheggi qua, trovarne uno è veramente difficile, tutti quanti occupati. Qua a sinistra invece ci sono le casette in legno. Movimento anche a Barbonis. Luminarie in alto qua in Corso Martiri della Libertà. Veramente ci sono moltissime macchine, cioè non si riesce a trovare un parcheggio in Corso Martiri della Libertà. Sono le 7:42 di sera, trovare un parcheggio è un'impresa impossibile. Ecco, qua siamo al termine di Corso Martiri della Libertà, davanti alla torre di San Gottardo, dove c'è uno stop, lo stop introdotto da poco. Noi possiamo procedere solo svoltando a sinistra. Di fronte non si può andare, senso unico dalla parte opposta. Ecco, siamo in via Abbazia e adesso gireremo per via Garibaldi, l'altra direttrice del centro storico di Portogruaro. Ecco. Qua bisogna stare attenti a quelli che vengono da Borgo San Nicolò. Ecco, via Garibaldi, anche qua non si trova un parcheggio, tutto pieno, e locali non c'è gente, però mi pare fuori, almeno no, troppo presto magari adesso. Pieno, tutto pieno, parcheggi full. Via del Seminario. Ah sì, qua si parcheggi. E davanti al museo sì, ci sono dei parcheggi. Davanti anche qua questa macchina qui non dovrebbe essere parcheggiata lì, è vietato in teoria.
E adesso andiamo fuori per via Cavour, andiamo via dritti qua anziché girare a destra. Cioè non c'è traffico, ma questa proprio non c'è, ci sono macchine dappertutto, ma in strada, cioè voglio dire, che percorrono queste strade qua del centro storico, no. In fondo è la torre di Sant'Agnese, che bisogna percorrere a 10 km all'ora. E qua siamo in Borgo Sant'Agnese, nella rotonda omonima. Adesso giriamo, torniamo, andiamo via. Traffico scorrevolissimo a quest'ora. Ecco qua bisogna stare attenti,